vi presento gli altri ospiti di questa sera. Sono particolarmente felice di parlare con loro, Calandra e Calandra. Buonasera, buonasera ragazzi, benvenuti. Io devo dirvi che con Calandra e Calandra parleremo di tradizioni, ma non solo, parleremo anche di tutto ciò che riguarda un CD che sta riscuotendo grandissimo successo. Innanzitutto vi devo chiedere chi dei due è Calandra? Ma abbiamo le primarie in corso, stiamo decidendo, anzi lanciamo un appello al pubblico, bastano 2 euro da versare sul nostro conto corrente. Cercate soldi subito, certo. Arrivate subito a cercare soldi. Allora, Calandra e Calandra, duo che nasce quando e come? Allora, noi abbiamo diverse esperienze musicali, poi a un certo punto abbiamo sentito l'esperienza, il bisogno più che l'esperienza, di come dire, rivisitare un po' vecchi canti tradizionali popolari siciliani, perché ci siamo accorti che nelle radio, nelle tv non passavano comunque le canzoni. Purtroppo allora li abbiamo rivisitati in una versione moderna, accostando diverse risonanze. Da qui è uscito Sicilia Incantata, dove ci sono racchiuse 16 tra le più belle canzoni popolari siciliane. È molto bello, io devo dirvi una su tutte, leggo E voi dormite ancora, diventa un modo per fare riavvicinare i nostri giovani alle nostre grandi tradizioni. Questo è un bellissimo riscontro che noi appunto stiamo per ora appurando. Molti giovani si stanno avvicinando alla musica, grazie a noi, che così piccolo senza essere molto vanitosi, però abbiamo visto una riscoperta proprio della canzone, dalla nostra lingua come in modo La cosa importante è appunto mandare avanti sempre le nostre tradizioni, perché molte di queste canzoni erano rimaste nel cassetto. Oggi ad esempio noi abbiamo sviluppato un videoclip su una vecchia filastrocca siciliana che si chiama CCC. Come si chiama? Accennacela, come fa? Sette fimme non tari, sette fimme non tari, lo tari a poco, sette fimme non varcoco, lo varcoco è duci, sette fimme ne na nuci, e la nuce è dura, sette fimme ne na mula, e la mula è ta capuci, sette fimme ne na fauci. Vabbè, l'abbiamo accostato ad un cartone animato, perché abbiamo voluto portare anche in immagini il testo. Molti ragazzi non conoscevano cos'era il tarì, cos'era la fauci, cos'era la busa. Certo. Diventa per loro un modo per conoscere. Anche un video didattico. Ma noi sui video abbiamo investito tantissimo, nel senso che abbiamo sviluppato fino adesso 4 videoclip, fra cui Siciliano tipo strano, che ci ha dato... È il nostro primo inedito. È il nostro primo inedito, un video che ne ha parlato, se possiamo dirlo, TG1, certo. Rai 2, Rai 3, Radio Monte Carlo. Abbiamo vinto 9 premi nazionali nei vari concorsi, fra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere la collaborazione di Angelo Russo, che poi è il famoso Catarella del commissario Montalbano, Ivan Fiore, un cabarettista nazionale, e devo dire che è stato per noi forse... malgrado tutto il lavoro che avevamo fatto, siamo riusciti ad emergere e a farci conoscere un po' di più con il nostro primo inedito. Che bello ragazzi, questa è una cosa molto bella e devo dirvi è molto bello anche questo progetto, perché come dicevano giustamente prima Calandra e Calandra, è un modo per riavvicinare alle nostre tradizioni, soprattutto i giovani, alla riscoperta del dialetto, che io ad esempio sostengo sempre va insegnato nelle nostre scuole, perché è un peccato che fra 50 piuttosto che 100 anni ci inviti a nozze, molti termini non saranno il nostro più progetto conosciuti. è mirato proprio a questo. Noi stiamo cercando di creare più videoclip possibile per portare appunto la musica, le immagini e le parole, quindi la nostra lingua, nelle scuole. Stiamo lavorando a questo progetto, speriamo di riuscirci al più presto. Ragazzi, io vi faccio l'in bocca al lupo, questa è veramente valorizzazione della nostra cultura e ci lasciamo con la promessa che tornate a trovarci e facciamo un'esibizione. Quando volete. Va bene, intanto noi li salutiamo con un grande applauso, sono veramente eccellenti. Io vi ricordo ancora una volta Sicilia Incantata, che è un bel modo per tornare alla scoperta di tutto quello che rappresenta le nostre tradizioni. Grazie ancora a Calandra e Calandra. Grazie a voi. Bravi Buonasera. ragazzi.